Una festa per i pensionamenti di alcuni docenti, tra cui la dirigente scolastica Enza Ierna, è stata organizzata ieri presso il Liceo Linguistico Leonardo di Agrigento. Alla cerimonia hanno partecipato tanti componenti del corpo docente, dei familiari e del personale amministrativo. Tante le testimonianze verso la dirigente scolastica Enza Ierna, che dopo tanti anni lascia l'attività didattica per il raggiungimento dell'età pensionistica. La Ierna è stata salutata dal collegio dei docenti con i 7 anni di direzione della dirigente scolastica Ierna si è data maggiore visibilità alla scuola nella nostra città, in particolare la Ierna si è dedicata all'alta formazione verso gli alunni, nuovi indirizzi di studio sono stati intrapresi, primo quello delle scienze applicate, il potenziamento matematico e ieri presentato quello nuovo di biomedico. La Ierna ha anche instaurato rapporti internazionali con altri istituti europei, gemellaggi, Erasmus, Trinity, sviluppati anche corsi di alternanza scuola-lavoro, commossi anche gli altri docenti che dopo tanti anni hanno lasciato la scuola, che li ha visti protagonisti sia nel ruolo di insegnanti e formatori. I docenti in pensione sono Angela Puccio, l'insegnante di lettere, Carmelina Magro di matematica, Concetta Palermo di scienze, Carolina Coniglio francese, professor Bartolomeo di educazione fisica. Siamo stati diversi anni con una collaborazione massima e molta fiducia nei confronti di tutti quanti. Cosa ricorda nella sua carriera scolastica? Come è cambiata la scuola negli anni? È molto in negativo, direi. I ragazzi studiano poco, specialmente io insegno matematica e quindi visto che non hanno lo studio non continuativo purtroppo vanno sempre male di matematica. Succede che ci sono anche gli esami, anche il modo di fare gli esami è cambiato negli anni. Quest'anno c'è la novità degli esami, un po' siamo tutti un po' spaventati di queste novità, però come tutte le novità poi passano in banderia e poi si risolvono bene. Dopo tanti anni è normale emozionarsi, perché bisogna lasciare tutto quello che è stato la tua vita. 42 e 3 mesi. È stata una bella esperienza, qualche ricordo in particolare della vita scolastica, uno dei tanti? Tanti ricordi, le gite con i ragazzi, momenti emozionanti, di conoscenza. La mia vita scolastica è stata piuttosto travagliata agli inizi, però si è conclusa nei migliori dei modi. La cosa che porterò nel cuore sarà sicuramente l'esperienza vissuta con i ragazzi, perché al di là di tutto i ragazzi ti fanno crescere, ti fanno migliorare, ti aiutano anche a migliorare la qualità della tua vita. Naturalmente un grazie va anche ai miei colleghi che sono stati meravigliosi e che mi hanno sempre supportata in tantissime attività. Naturalmente, come dice Magritte, ceci n'est pas une retraite, ma la vita continua. Quindi ho chiuso il cerchio e adesso penserò un pochino di più a me. Io vado in pensione dopo quasi 40 anni di insegnamento e sicuramente è un momento importante. Sono entrato nella scuola a 23 anni, ne sto uscendo a 62. Sembrerebbe quasi la dichiarazione di un carcerato, invece non è così. La scuola a me ha dato tanto, moltissimo, mi ha permesso di avere un lavoro, di realizzare una famiglia, di realizzare tutti i miei sogni. Me ne vado adesso contento, soddisfatto e sicuramente rimpiangerò questo ambiente che mi ha dato tanto. Cos'è un consiglio da dare magari ai più giovani che vogliono iniziare l'attività scolastica? Io consiglio ai giovani di intraprenderlo questo mestiere, è un bel mestiere, negli anni è diventato sempre più difficile purtroppo, però con la buona volontà, con l'impegno e con l'umiltà ci si può avvicinare ed avere tante soddisfazioni. La scuola che negli anni è cambiata moltissimo, no? Sì, la scuola è cambiata moltissimo e la scuola si è evoluta come si è evoluta la nostra società. Prima forse era più facile insegnare, oggi l'insegnante deve ricoprire anche altri ruoli, non soltanto di educatore ma anche da psicologo per capire i giovani. I giovani oggi in questo periodo, negli ultimi anni, sono più fragili rispetto ai giovani degli anni 80 o degli anni 90, sicuramente.